Natale Bartolo, man of the match, 4-1 contro l'Adriauto, sorpasso in classifica. Ma quanto ti hanno bombardato oggi? Abbastanza, però sono soddisfatto sia della mia prestazione che della prestazione della squadra, perché comunque era quello che volevamo, i 3 punti, perché come ho detto al pre-partita non è impossibile, non sono impossibili i playoff, quindi loro ce l'hanno messa tutta come ce l'ho messa io tutta, e per fortuna si è visto. Ascolta, al di là della loro qualità, ne hanno mostrato di più loro nel possesso palla, nel cercare occasioni. È un po' di partite che noi facciamo fatica e magari sblocchiamo il risultato proprio quando magari il campo non se l'aspetta. Sì, vero, purtroppo siamo anche in pochi a confronto all'inizio dell'anno, quindi anche gli allenamenti comunque secondo me sono un po' più lentini. Però comunque anche in difesa reggiamo, anche se subiamo tanto come anche sabato scorso, ma l'importante è reagire e non soffrire tutta quanta la partita. Adesso la prima sconfitta dell'annata con l'Adriauto l'abbiamo vendicata, adesso tocca al Pernumia, dobbiamo rifarci. Esatto, in casa nostra e quindi stessa grinta, spero anche stesso risultato. In bocca al lupo anche al Pernumia che deve venire qua con tanta fame perché noi ne abbiamo tanta di più. Bene, questo è un messaggio dai, di lotta, ovviamente si fa per dire in modo sportivo ai nostri prossimi avversari. Turno di riposo per tutta la C2 Girone B venerdì prossimo. E, però poi esatto, c'è prima la Coppa e poi il Pernumia. Quindi settimana di riposo, però si riparte con un doppio impegno. Com'è dal punto di vista fisico una cosa del genere? Non sicuramente facile, come dicevo prima, siamo anche un gruppo corto. Ci sarà un innesto che magari giova nella velocità, però non abbiamo paura del doppio impegno, quindi vedremo. Abbiamo una settimana in più per preparare 2 partite comunque. Nonostante l'espulsione di Marinello, abbiamo preso gol subito perché era difficilissimo difendere praticamente un 5 contro 3, visto che loro usavano Tiozzo come portiere di movimento. Però vi siete ricombattati subito, abbiamo trovato anche il 4-1. Sì, infatti, forse è stato anche un bene perché siamo ritornati subito a essere in 4, a difendere bene e loro comunque secondo me non ci hanno creduto abbastanza quanto noi. Tutto qua, oggi veramente ci abbiamo creduto, volevamo i 3 punti e li abbiamo raggiunti. Bene, grazie a Natale Grazie a Bartolo. te.